Dopo un lungo periodo di attesa, La Grande V, una delle ultime opere di Simon Benetton, espressamente voluta e dedicata a Valdobbiadene e ai suoi abitanti, è prossima all'installazione alle porte del paese. Nella notte di giovedì 13 aprile l'opera è stata portata, tramite un trasporto speciale, nelle vicinanze della posa in opera, in attesa che vengano realizzati i lavori della piazzola che la ospiterà. Una grande opera d'arte in tutti i sensi, sia per la qualità artistica, non sono certo io a poter commentare la caratura del maestro Simon Benetton, che ha voluto realizzare questa opera d'arte come saluto e ringraziamento al nostro territorio, Valdobbiadene, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, in primis Valerio, la Galleria d'Arte, che ha fortemente voluto che quest'opera d'arte venisse posizionata qui a Valdobbiadene. Questa sera, con un trasporto eccezionale, è stata portata qui, e ringrazio anche la RAM Spagnol che ci hanno concesso di depositare temporaneamente la Grande V, che è alta circa 10 metri. Sarà depositata qui qualche mese, il tempo necessario, credo una decina di mesi, per realizzare una nuova rotatoria tra l'SP2 e l'SP28 qui di fronte all'Olympos, e al centro di questa rotatoria, che avrà un diametro di 40 metri e un'aiuola centrale di 26 metri, sarà eretta questa Grande V alta più di circa 10 metri a salutare chiunque entra nel territorio valdobbiadene. Insomma, lungo via Erizzo avrà la possibilità di vederla già a centinaia di metri di distanza, questa grande opera d'arte. Finalmente, dopo il 2012, che è stato l'anno del concepimento da parte del maestro Simon Benetton, è arrivata da noi dopo 10 anni la Grande V. Sono in realtà 5 V in un'unica V, quindi la V di Vita, di Vittoria del Progresso, di Valdobbiadene, di Vite e di Volontà di Credere, che è il titolo dell'opera. Quindi un simbolo internazionale per un maestro internazionale che amava Valdobbiadene. Oggi il maestro Simon Benetton è in 37 musei al mondo e finalmente oggi Valdobbiadene, patrimonio dell'UNESCO, può vantarsi di un'icona che rappresenta il tessuto sociale del territorio. Volontà di credere, volontà di tutti i cittadini di riconoscersi in un unico simbolo.